Sabato l'udienza di convalida dell'arresto di David Codognotto, Procura e Finanza al Lavoro, l'inchiesta non è chiusa, sequestrati i computer dell'assessore, forse altri soggetti coinvolti. David Codognotto intanto è stato espulso dalla Lega Nord a San Michele al Tagliamento. Lo sconcerto è grande, l'ormai ex sindaco Vizzon duro con il suo assessore. Le mele marce vanno buttate via. Sentiamo. Da qui, dal suo ufficio, David Codognotto ha controllato le fasi del pagamento, ha organizzato tutto nei minimi dettagli. La sua macchina lasciata aperta per permettere alla vittima della concussione di infilare la busta con la tangente. Poi un piccolo gesto e l'assessore ha azionato il dispositivo a distanza per la chiusura centralizzata dell'auto. Il bottino, 15.000 euro, era al sicuro, sì, ma nelle mani dei finanzieri. Quando ha raggiunto la macchina ha preso la busta, per lui sono scattate le manette. In comune al giorno della rabbia e dell'amarezza. L'ormai ex sindaco, volto cupo, ci dice: è un fulmine a ciel sereno. È un momento veramente delicato, ci siamo anche costituiti parte civile nei confronti dello stesso. Niente, è veramente una situazione difficile. Intanto la Lega Nord non perde tempo ed espelle Codognotto dal partito. Le parole di Daniele Stival, numero 1 del Carroccio in Veneto Orientale. Codognotto lo conosco bene e quindi come tale mai mi sarei aspettato una cosa del genere. Ripeto, aspettiamo gli eventi, soprattutto quelli della magistratura, fossero reali. È ovvio che noi non abbiamo mezze misure, come si dice un calcio in culo, scusi il termine, a chi ovviamente non si comporta come deve comportarsi un leghista al servizio dei cittadini, non di altre cose. Apprezzo molto la posizione che ha assunto il partito della Lega Nord, che ha espulso immediatamente il soggetto, perché le mele marce vanno scartate da subito. In paese non si parla d'altro, i cittadini si interrogano, tutti lo conoscevano, mai avrebbero pensato potesse fare una cosa simile. Una vicenda che ha travolto il comune ed i cittadini. Giustificazioni? L'ex sindaco è perentorio, nessuna. C'è poco da dire. L'hanno beccato in flagranza e non so cosa possa essergli venuto in mente. L'inchiesta intanto non è chiusa, la Guardia di Finanza ha sequestrato i computer dell'assessore arrestato, non è escluso che il sistema del malaffare fosse più largo. Sentiamo. Il giro forse è più ampio. L'episodio di concussione che ha portato in carcere David Codognotto potrebbe non essere stato l'unico e la tangente di San Michele al Tagliamento rischia di trasformarsi in una bomba. Procura e Finanza in queste ore lavorano febbrilmente nel massimo riservo per ricostruire nei dettagli la vicenda e capire se vi sono nuovi protagonisti o nuovi casi. L'atteggiamento smaliziato del 31enne assessore leghista dimostrato mentre veniva monitorato dalle fiamme gialle sembrerebbe nascondere una certa dimestichezza con il sistema di Do Ut Des. Esistono altri episodi di imprenditori che potrebbero essere stati concussi? L'udienza di convalida dell'arresto di Codognotto è stata fissata per sabato. Intanto il Portoguaro Calcio smentisce una volta di più il coinvolgimento della famiglia Mio nella vicenda e lo fa affidandosi all'avvocato Piero Viezzi. La richiesta dei 15.000 euro da parte di Codognotto era stata fatta all'Associazione dell'Emene, società che fino all'anno scorso gestiva il settore giovanile del Porto, ma che oggi mantiene soltanto marginali competenze. Tutto ruotava attorno all'organizzazione di un torneo di calcio giovanile da disputare a San Michele. Ad accollarsi le spese era il comune, 90.000 euro di contributo per la stazione dell'Emene, con 70.000 euro di fideiussione. Ma con il torneo slittato da settembre a dicembre, una giunta politica già in crisi e sull'orlo del commissariamento, si era profilato un affare per l'assessore. Si poteva prorogare il contributo, ma ci voleva un piccolo aiuto personale, ovvero 15.000 euro per lui medesimo, altrimenti saltava tutto. Parte lesa dunque è semmai l'associazione dell'Emene, non il Porto, spiega l'avvocato Viezzi. La famiglia Mio non c'entra nulla con la triste vicenda, una vicenda che rischia di allargarsi a macchia d'olio di ora in ora.